tutto questo farraginoso impianto di osservatori, di questioni, infatti ci si stanno buttando tutti a pesce morto per poter incassare questi famosi soldi, di questo si tratta, in tutta la sostanza, per dire se esiste la lingua sarda, ma scusate, siamo a 2000 anni, questo problema è già risolto, la lingua sarda esiste, non è studiata nelle scuole non si studia la lingua sarda, si studia la lingua latina, la lingua italiana. Perché so parlare l'italiano? Perché avrei 20 anni mi hanno imposto la lingua italiana, certo, 5 anni elementari, 8 anni di scuole medie, 4 anni all'università e ne sono uscito fuori conoscendo l'italiano. La stessa operazione deve essere fatta per la lingua sarda, deve essere insegnata 5 anni elementari, 8 anni alle scuole medie, 4 anni all'università. Questo è il problema. La lingua è poi imposta per legge. All'Unità d'Italia nel 1862, con la legge Credaro viene imposta la lingua italiana, che è l'unica lingua ufficiale. Assieme si insegnano in Italia e in Sardegna tutte le altre lingue, tutte. Il latino, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco. Pensate, a Cagliari si insegna anche la lingua araba in una scuola media. In nessuna scuola della Sardegna esiste una cattedra di lingua sarda. Non esiste, è tutto volontarismo. Lui parlava un ottimo italiano e parlava più spesso in italiano che non in sardo, Ciccio Tommaso, anche con noi. Quindi questo ti dice che non era un fissato, si dice così, un fissato sulla lingua, però coglieva l'essenziale, cioè il concetto di salimba e satitta, salimba e sulate de sa mama. Quindi il concetto di materna in lui non era un aggettivo qualificativo, come si usano la lingua materna, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il sardo, no. Era una parola che aveva una significazione specifica, e cioè è quella lingua che è nata attraverso la suzione del seno della madre. Guardate bene, questo io avevo già detto all'attuale assessore della cultura. Naturalmente è logico. Cosa vuol dire? Se la legge impone l'istituzione della cattedra, vuol dire anche altro. Vuol dire cioè fare non solo la lingua sarda, ma la letteratura sarda che non è stata mai fatta e che esiste e che non è conosciuta.